ogni regione ha le specialità nelle quali eccelle. Senti, dunque, lei fa la commessa, no? La nostra Paola. Lui aiuta il papà nell'azienda agricola di famiglia. Tu devi sapere che Gianni Brezza, che è coreografo, ballerino e regista, il mio compagno, ogni volta che io accenno un passo di danza mi dice belle spalle rubate all'agricoltura. Chissà se il papà di Nicola gli ha mai fatto una battuta del genere. è l'immancabile paso. Dicevamo prima che la posizione è chiusa, invece nella posizione aperta il cavaliere è il toreador e la dama è il toro. Ale! Ci vogliono tutte donne di grande temperamento qua, per fare la festa. Era la coppia numero 7, cambio, coppia numero 8. Benedetto Nadia Capraro e Marta Faiola. Questi campioni italiani classe 2 1996 sono della scuola Principe di Frosinone. Giovanissimi, 19 anni vedo, Senti, loro erano compagni di scuola, questo ho saputo, e hanno iniziato a ballare quando Benedetto si è iscritto alla scuola di ballo del padre di lei. Alla cena di fine anno scolastico si sono esibiti per la prima volta per i loro compagni di classe che non sapevano che loro ballassero insieme, che avessero questa passione. Caratteristica delle latinoamericane è proprio questo movimento di bacino che nasce nella rumba, poi viene accentuato nel mambo e al suo apice col cha-cha-cha. Vedi? Quando brindas perdón en lugar de rencor, hay paz en tu corazón. Cuando sí. E qui che ruoli? E qui ruoli i grandi ballerini perché il paso doble è una delle ultime danze che si impara di questa disciplina. Ha un po' la funzione del tango per quanto riguarda le danze latinoamericane. Prego. Anni nel 1995. Buono il tempo e anche l'espressione. Sicuramente un programma molto ricco. Grazie alla coppia numero 5. Classificati a Miami. Molto buona l'esecuzione dei passi. Anche la sincronia era perfetta.